Crisi che morde e prezzi che aumentano. I trevigiani lo sanno bene. Per le famiglie arrivare a fine mese è un'impresa. Caro vita, stipendi che non crescono, benzina e naturalmente le bollette. L'energia elettrica e il metano possono risultare un problema per il portafoglio. In questo periodo sono in forte aumento le richieste di rateizzazione per le bollette della luce e del gas. Noi diamo la possibilità di rateizzare, diamo la possibilità di fare l'autolettura, abbiamo sistemi diversi e invito in questo chi volesse approfondire il tema a recarsi nei nostri uffici sparsi nella provincia di Treviso per scegliere le modalità migliori. Siamo assolutamente competitivi in termini di prezzi rispetto anche ai previa nazionali, lo dicono i dati di rientro dopo l'abbandono iniziale di una parte dei nostri clienti. Oggi il 20% dei nostri clienti stanno rientrando in Ascotrade perché trovano una soddisfazione migliore nei servizi, un buon rapporto appunto qualità-prezzo. Negli sportelli di Ascotrade sono state fatte oltre 65.000 operazioni tra switch, passaggio da un fornitore all'altro, nuove attivazioni e variazioni contrattuali. Di queste operazioni oltre 22.000 si sono svolte nel comune di Castelfranco, che ne ricaverà anche degli utili. I cittadini potranno in questo modo ottenere dei benefici per delle opere pubbliche nel loro comune. Il servizio di energia che procura Asco nei nostri territori è fondamentale anche per i comuni. A Castelfranco Veneto arrivano quasi 300.000 euro l'anno. Noi viviamo di contratti, ma a differenza dei grossi player nazionali noi siamo anche quelli che distribuiscono sul territorio i benefici dei nostri profitti. Per venire incontro a tutte le esigenze è stata inaugurata la nuova sede di Castelfranco, uffici totalmente accessibili anche ai disabili, personale a disposizione tutte le mattine e 2 pomeriggi alla settimana.